Siamo a Cittadella e vogliamo sapere le donne, il Veneto che vorrebbero le donne. Che Veneto vorreste? Mi sento un po' imbarazzata a rispondere a questa domanda perché come appassionata di storia antica sono un po' a cavallo tra quello che è il passato e il presente. Intanto mi vedo in borghese. Quindi il maestro il Giorgio passato Sini, della storia delle donne del Veneto, sarà un momento parlando del periodo pre-romano, ma anche successivo perché è rimasto come cultura, è un passato di donne di grande peso sociale, con un ruolo importante, pur non essendo al centro di quello che era la politica, erano comunque donne che avevano un peso sulle scelte, erano donne che erano un po' come delle, se si può dire, delle matriarche, cioè sono le vere detentrici, scrive Giulio Cesare, delle donne venete, erano le vere detentrici delle tradizioni venete. Io credo che questo non sia mai cambiato nel corso della storia riguardante le donne del Veneto. Credo però che oggi le donne siano un po' incerte nel loro percorso di crescita, perché non si conoscono bene le radici, non si conoscono bene le tradizioni, non si conoscono bene quelli che erano i valori che dovrebbero esserci stati tramandati, ma questi valori ci sono perché non sono stati cancellati. Allora che Veneto vorresti per il futuro? Vorrei un Veneto in cui le donne siano consapevoli di quello che sono. Oh, che bello. Allora Gianna, dici te il Veneto che vorresti? Io lavorando nel sociale e nella sanità, quello che sento di manca nel Veneto è un Veneto più sereno nell'ambito lavorativo, nell'ambito familiare e sicuramente nell'ambito quando i veneti diventano non hanno più la loro anzianità, che si è tanta tolta perché talmente sono i problemi dei loro figli, delle loro famiglie, che non hanno più tempo di pensare per loro. Paleoveneti, si parla di un periodo invecchiare serenamente, c'è più serenità nell'anziano, dove ancora arrivare quindi vorrei il Veneto veramente che si colonizzare il Veneto e quindi sedesse attorno un tavolo come si faceva una volta, più sereno, dal figlio al nipote e all'anziano. Un Veneto più sereno. Oh, un Veneto più sereno, ma fra quanti anni saremo sereni secondo te? No. Secondo me, se vogliamo, anche da subito. È una questione di scelta. È una questione? Di scelta. Di scelta, cosa vuol dire? La scelta che fa parte di un cammino personale, però nel momento in cui decidiamo di fare questa scelta, noi possiamo anche cambiare. Possiamo cambiare. Possiamo decidere che la nostra vita non ci va più bene così come in media ci mostrano, ma può essere una vita diversa a misura delle persone, a misura delle donne e della famiglia soprattutto. E dunque fra quanto saremo indipendenti? Indipendenti? Messa in alcuni comuni, dei comuni io punterei più sull'indipendenza a livello di pensiero, di coscienza individuale, perché quando tu hai una coscienza di te, hai un animo che si sente libero e indipendente, tu sei già indipendente e sei già comunque sulla strada per eventualmente in qualche modo diffondere la tua sensazione, che però è della tua anima. Allora parliamo della dichiarazione di sovranità, indipendenza. Pausa musicale, intanto preferisco rimanere sull'aspetto dello spirito del sentimento. Dal palco della festa. Gianna, fra quanto saremo indipendenti? Subito, domani? Domani? Sì. Domani facciamo festa? Festa per tutti. Festa per tutti, benissimo.